Il libro che vi consiglio l'ha scritto Stig Dagerman, un autore nordico di una bravura immensa. Si intitola Il nostro bisogno di consolazione. Sono una serie di riflessioni, di appunti che l'autore scrive a poca distanza dal suicidio e raccontano in realtà tutto quello che siamo, tutto quello che siamo diventati, tutte quelle paure, quelle circostanze, quegli incubi che poi a un certo punto diventano anche realtà che in un certo senso ci appartengono tutti, sono la solitudine, la paura di vivere, il modo in cui noi tentiamo di affrontare le cose, di superarle, ma molto spesso non riusciamo mai a percepire il volume e il modo in cui si muovono nello spazio che abitiamo. E poi soprattutto racconta quanto può essere grande e pesante un dolore. La necessità che abbiamo di poterlo scaricare o convertire o comunque dargli una forma in modo tale che entri anche nella nostra anima, nella nostra vita, il bello che vediamo intorno a noi di cui molto spesso non ci accorgiamo.